o pranzo di Natale. O pranzo napolitano di Natale è fatto a carne. Zio, e i vini come sono? Ah, per questa speciale ricorrenza i vini hanno essere russo e forte. Eh sì, ma specialista delle tartine dell'antipasto so io. Ma metto con santa pazienza a privare tartine e bruschetto ogni venerdì. Questo è vero, sì, lo sappiamo, ma un piatto di tradizione è la menestella di Natale, detta anche menestra maritata. Zio, non ha già mai capito, ma perché maritata? Ah, menestra maritata è una menestra con tante verdure ammiscate che sono state cotte dentro il brodo di carne, pollo e salsiccia forte. Si chiama così perché c'è sta la verdura che si sposa con la carne. Zio, ma che verdure si mettono? Ah, parecchie, perché si mette la scarola, la borragine, la verza, il cavolanito, i pietoli e pure la cicoria. A casa di un'amica mia a Natale fanno timballe e maccheroni. Noi no, ma zio porta la bacchia romano. Brava suo nipote mio, hai fatto bene a ricordarlo, e già perché io a Natale e a Pasqua porto sempre l'abbacchio romano che lo faccio tagliare a pezzettini piccoli piccoli dal chianchiere e poi lo metto a marinare per 24 ore insieme a cipolla, rosa marina, pepe, olio, laura, salve, aglio e arigata. Poi metto tutte cose dentro il baschetto e che vanno poi dentro al surgelatore. Alla fine vanno a fornire dentro il forno. E come buona! Eh. Zio, non ci potremmo scordare insalata di rinforza che ha mangiato io una roba è ancora più buona, perché gli ingredienti sono ammiscati. O cavolicioro si insaporisce con l'acciuga, le olive verdi e nere che papaccella. Pure a Natale la frutta fresca non può mancare, e melannurca e benevento, e mandarini dei campi flegrei, e o melone anche. In fine ci sta lo spasso. Noce surriente, ammennere, nucelle, fighi trociliente, datteri e castagne d'oprepete. E così siamo arrivati ai dolci napolitani, che sono una vera specialità. E c'hai ragione, zio, i dolci sono inevitabili, struffoli, roccocò, raffaioli, susamielli, pastreale e mostaccione. E si alleggerisce tutte cose con uccelli fatti in casa. A questo punto ci rimane solo una cosa da fare. Buon Natale a tutti!